Ciao mamma! La voce della figlia partita questa mattina da Como è solo una delle tante che oggi hanno festeggiato Angelina Marcon, nata il 10 dicembre 1911 a San Giacomo di Musastrelle e che dal 1939 vive a Spercenigo. È una supernonna da record perché oltre a tagliare il traguardo dei 110 anni che la pongono tra le donne più longeve del Veneto, è anche la persona più anziana in assoluto che ha superato l'infezione da coronavirus e che domina le nuove tecnologie come lo smartphone. Una storia semplice la sua, dove l'amore ha fatto da perno alle vicende del secolo breve. A 6 anni condivide la casa con i soldati italiani della seconda linea del Piave nella Grande Guerra e si sposa nell'anno in cui l'Italia entra nel secondo conflitto mondiale. Angelo, suo marito, lo conosce sin dai banchi di scuola, in un percorso che li porterà a tagliare il traguardo dei 60 anni di matrimonio coronato da 3 figli, 11 nipoti e 22 pronipoti. Una vita in questa casa, il suo piccolo campetto vicino, dove la giornata era scandita fino a qualche anno fa tra l'orto e le galline, orgogliosa del suo Angelo, che in un mondo prevalentemente contadino aveva avuto il coraggio di percorrere la strada della musica, diplomandosi e vivendo da organista quando lo stipendio arrivava dall'intera comunità con il quartese della parrocchia, ma anche da tenore in matrimonio per i funerali e da corista al comunale di Treviso. 15 anni fa Angelina rimane sola, ma non si perde d'animo, lo stesso che la sostiene quando poco meno di un anno fa viene colpita dal Covid. Lo combatte in casa, sforzandosi di mangiare ma anche di non stare sempre a letto, e alla fine lo vince con quella voglia di andare avanti che forse è il suo elisir di lunga vita, ci confida la figlia Lidia, che da quando la mamma ha compiuto 100 anni continua ad aggiornare questo singolare cartello di compleanno. E allora la lezione di nonna Angelina è fare sempre ciò che ci si sente di fare, andando magari anche un po' controcorrente, come oggi, che per lei in fondo è un giorno come un altro dei 40.150 che ha vissuto e che sono comunque da esempio per tutti noi.